Così anche per noi con la sacra immagine della Purilimpia Concepción de Luján, perché ogni grazia dello Spirito Santo ci viene per lei, come dice San Bernardo, come per un acquedotto. Ci sta lei dunque all'origine di ogni vocazione del nostro istituto. Dobbiamo dunque essere fiduciosi. Lei continuerà a proteggerci e a proteggere le nostre vocazioni e la nostra vocazione di ognuno di noi. Sarà lei a custodirci maternalmente affinché viviamo come i primi discepoli nella sequela di Gesù e nell'imitare fedelissimamente il modo che egli stesso scelse per vivere e dal quale associò precisamente la sua madre e i suoi discepoli. Carissimo Gian, Tadei, Alberto, affidiamoci alla Madonna di Luján, non siamo sordi alla voce di Gesù che ci dice quasi come sua ultima volontà e come testamento di amore, ecco tua madre.